tra i favoriti di questa tornata elettorale. Fratelli d'Italia rafforza la sua componente nella coalizione di centrodestra. Premiata la coerenza, dichiarano gli esponenti in lizza per un posto nel prossimo Consiglio regionale del Veneto, che stando ai sondaggi dovrebbero essere 4-5 questa volta. Il nostro obiettivo è di fare un bel risultato e di poter dare una bella collaborazione nella squadra di Luca Zaia. Il Veneto è una regione già fortunata perché ha un governo, l'abbiamo visto con il Covid, che sa gestire molto meglio di altre regioni, però si può sempre fare di più e noi dobbiamo sempre fare di più perché il Veneto si ama, perché Padova si ama e ci sono tante cose da fare, dalle infrastrutture al sociale. Abbiamo visto la nostra medicina di territorio, è stata fondamentale, ma va ulteriormente rafforzata perché le sfide che ci aspettano, non solo della pandemia ma anche di questa purtroppo popolazione che invecchia, richiede proprio di rafforzare la medicina di territorio. Abbiamo un sociale anche che va rafforzato, pensiamo quanti disabili sono stati colpiti duramente da questo Covid. Io parlo con loro, ho anche persone in famiglia e dicono proprio questo Covid ci ha tolto 3 anni di vita e quindi bisogna ripartire con forza a sostenere queste fragilità che sono presenti sul nostro territorio, per le quali in tempi normali quello che si faceva era già importante, ma adesso in tempi così di guerra, diciamo, va molto rafforzato. Abbiamo poi le infrastrutture perché Padova, per esempio, io parlo di Padova, il cuore, no, del Veneto, aspetta da tanti anni il grande raccordo anulare, l'idrovia, la regionale 10, insomma, ma il Veneto tutto, questi soldi che arriveranno dall'Europa con il Recovery Fund, se noi non siamo pronti con i nostri progetti, prenderemo soltanto la parte negativa del Recovery Fund, che è l'indebitarci, che è soggiacere a tante condizionalità, e almeno prendiamoci anche la parte buona e prendiamoli e usiamoli. Abbiamo visto che questo governo vorrebbe mandare il 40% dei fondi al sud, ma questi fondi sono fatti per le regioni d'Europa che hanno patito la pandemia. Non c'è dubbio che le nostre regioni del nord sono quelle che hanno patito di più la pandemia, quindi io credo sia giusto che questi fondi vengano nelle regioni che hanno quelle caratteristiche per cui sono stati pensati. Ma si vota anche per il taglio dei parlamentari. Vedo che in questo momento il referendum sta acquisendo un significato aggiuntivo perché qualcuno comincia a leggerlo non solo come una proposta per il taglio dei parlamentari, ma anche come una specie di referendum sui 5 Stelle, come lo fu per Renzi lo scorso referendum. E visto che i 5 Stelle non sono in questo momento per nulla apprezzati e sono in un calo verticale, il fronte del no ha aumentato i consensi, però da qui a dire che ci sia un ribaltamento del risultato mi sembra difficile. Comunque Fratelli d'Italia ha preso una posizione chiara in Parlamento per cui mantiene quella.